conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Ben ritrovati amici e amiche di LCN Warm Up. C'è aria di big match dalle parti del Rigamonti Ceppi, o meglio, c'è soprattutto dalle parti del Rigamonti di Brescia, perché è lì che andranno a giocare i blucelesti in questo fine settimana. Lo faranno nel pomeriggio di sabato, quindi si torna a un orario un po' più tradizionale, se così vogliamo dire, dopo le tante partite giocate di domenica sera, addirittura di lunedì sera. E appunto il menù di questa giornata di campionato prevede proprio il big match d'alta classifica del Girone A di Serie C, perché andranno ad affrontarsi allo stadio Rigamonti appunto Union Brescia e Lecco, che sono rispettivamente la seconda e la terza forza del raggruppamento, e sono separate da 3 punti in classifica dopo i risultati dello scorso fine settimana, sui quali torneremo a breve. Quindi ci sono tutti gli ingredienti davvero per poter parlare di uno scontro diretto, di un big match assolutamente, ed è una partita questa che il Lecco non può sbagliare, non deve sbagliare se vuole rimanere agganciato comunque allo stesso Union Brescia, per provare comunque magari anche poi a strapparglielo quel secondo posto che ha riconquistato di recente e che prima aveva occupato a lungo proprio lo stesso Lecco. Dicevo quindi che è questo ritratto, questo quadro è quello che ci hanno restituito i risultati dello scorso fine settimana, in cui il Brescia ha vinto 3-2 dopo una partita comunque combattuta contro la Pro Patria, mentre il Lecco ha pareggiato ancora allo stadio Rigamonti Ceppi 0-0 contro l'Albino Leffe. Una partita quindi senza gol, in cui però il Lecco non ne ha nemmeno subiti, una partita che ha lasciato un po' di amaro in bocca forse per quello che avrebbe potuto essere, perché il Lecco comunque ha avuto le sue occasioni anche per segnare, ma non ce l'ha fatta. Alla fine è uscita con un risultato utile, sì, ma con un solo punto, quindi non è riuscita ad avvicinarsi un pochino di più al Brescia per poi arrivare a vivere questo scontro diretto con con dei sentimenti, delle sensazioni diverse. Comunque poco male, perché appunto c'è all'orizzonte adesso questa partita importante che il Lecco vuole vivere da assoluto protagonista, e vuole vivere al meglio anche per evitare il rischio poi di trovarsi alle spalle quelle che sono gli avversari che adesso stanno salendo insomma in classifica. Penso al Trento, all'Alcione, al Renate, squadre che stanno dicendo la loro in questo campionato e che continueranno sicuramente a farlo. Tra l'altro la partita contro l'Union Brescia apre una settimana intensa per il Lecco, un'altra settimana intensa, perché siamo di nuovo all'alba di un altro infrasettimanale, quello che il Lecco vivrà in casa martedì sera contro il Renate, per poi tornare in campo sabato. Quindi ancora 3 partite nel giro di 7 giorni, 3 partite che davvero in questa fase possono essere definite quasi decisive per gli sviluppi poi, il prosieguo del campionato. Ma come arriva il Lecco a questa partita? Arriva ancora senza il suo bomber, senza il suo capocannoniere, perché Leon Sipos non sarà di questa partita, sta meglio, è in ripresa, ma proprio perché insomma Valente e la sua squadra sono attesi da un trittico di partite molto importanti, la scelta sarà quella di non rischiarlo per questo appuntamento, per quanto insomma l'attaccante manchi tanto a questo Lecco. In compenso rientrerà Romani, che sembrava già pronto per tornare in campo, comunque tra i convocati settimana scorsa, poi non è stato così, e si rivedrà tra i convocati anche Voltan, quindi un rientro sicuramente gradito, un giocatore che è rimasto fermo a lungo per infortunio. Sarà una pedina in più a disposizione di Valente, che invece deve ancora fare a meno di altri giocatori importanti come Basili, Malla, Motanco, insomma le assenze ormai che conosciamo. Sarà una partita quindi difficile, una partita che, lo ha detto chiaramente il tecnico bluceleste,
Trieste può valere 6 punti. E non è retorica, ma basta fare due conti per capire, appunto, come già anticipavo prima, quanto vale questa partita, quanto può valere per la classifica del Lecco. Ed è una partita quindi che il Lecco dovrà interpretare al meglio fin dai primi istanti, dovrà saper leggere i momenti della partita contro una squadra forte, una squadra che non è al secondo posto in classifica per caso, che ha tante individualità, che sa leggere molto bene appunto le fasi della partita. E Valente lo ha detto, serviranno resilienza e pazienza in questa partita proprio per leggere i vari momenti della gara, aspettarli, magari trovare anche l'occasione di attaccare, di scappare via al Brescia e poi anche di soffrire se sarà necessario, saper soffrire, saper difendere, perché comunque anche un pareggio sarebbe assolutamente un risultato molto importante. Certo, sarà importante per il Lecco anche tornare a fare vedere quello che è davvero il suo DNA, che a volte nelle ultime partite non si è sempre visto, vuoi per alcuni episodi un po' sfortunati, penso ad esempio a quello che è successo contro la Virtus Verona, quindi con l'espulsione di Marrone che ha lasciato il Lecco in 10 per gran parte della partita, non consentendogli di esprimere poi tutto il suo gioco, il suo potenziale. Anche contro l'Albino Leffe alcune fasi della gara non sono andate come probabilmente Valente si era immaginato. La speranza è che con il Brescia si potrà vivere una partita più serena, almeno da questo punto di vista, per poter dare appunto il meglio. E si arriva quindi a una fase, come dicevo anche prima, molto importante del campionato. Al Lecco sono state mosse anche alcune critiche negli ultimi tempi proprio per la mancanza di risultati, perché la vittoria adesso manca da un po', però Valente lo ha ribadito, per il gioco che si sta cercando di esprimere serve del tempo, non è uno sprint quello che si sta facendo, ma è una maratona. Il Lecco poi ha un altro obiettivo importante, quello di farsi trovare pronto al meglio della forma, delle condizioni per i playoff. Ma sentiamo proprio le parole in conferenza stampa del tecnico bluceleste. Sì, appunto, come detto prima, l'Union Brescia varia tra andare alto, in pressione, o ti aspettare. In entrambi i casi loro sono sempre pronti dopo recupero palla di andare verticale, al più veloce possibile. Loro prendono da dietro, di quello che ho visto io, sono chiari in quello che fanno, poco, quasi zero rischio, se c'è da mettere il pallone sugli attaccanti la mettono, dunque lì sicuramente devi essere pronto sempre sulla prima seconda palla, perché se ti cada lì e ti rimane lì devi sempre essere in agguato. E in più la grande difficoltà sarà di sempre essere pronti a scappare se vai a fare pressione alta, perché un pallone ti può mettere subito in difficoltà. È chiaro, poi ci saranno i momenti dove devi difendere, che forse l'avversario ti costringe un po' di essere più basso, perché hanno la qualità, se superano metà campo, impostano anche bene, per questo bisognerà avere molto resilienza di accettare i momenti di quello che sono, e anche pazienza dal nostro lato, perché vorremmo fare una partita comunque intensa e di andare lì per far vedere quello che noi alleniamo, di quello che è la nostra idea, del nostro DNA, su un campo sicuramente top, che ti permetta anche di fare forse altre cose che in passato era un po' più difficile. Come accennavo già prima, l'Union Brescia, di cui ormai sapete bene la storia, no? Nata questa squadra dalle ceneri del vecchio Brescia, quello che ormai avevamo imparato a conoscere, piazza storica del calcio italiano, che poi è stato, se così si può dire, rilevato dalla ex Feralpi Salò. Dicevo, ne parlavamo prima, è reduce da una vittoria importante per 3-2 contro la Pro Patria, importante anche perché ha consentito alla squadra di Corini di risollevarsi subito dopo il KO arrivato in maniera abbastanza inattesa, sorprendente, contro la Pergolettese nel turno precedente per 2-1, 3-2 invece il risultato contro la Pro Patria, che ha consentito, come già anticipavo, all'Union Brescia di consolidare il secondo posto
posto in classifica con 3 punti in più del Lecco, sono 53 in totale. Tra l'altro l'Union Brescia, che di recente ha ritrovato un balestrero, un capitano sempre più decisivo nel match proprio contro la Pro Patria, è stato protagonista in tutti e 3 i gol, con appunto assist, gol eccetera, quindi un giocatore che si sta rivelando molto importante anche per far fronte in qualche modo alle tante assenze che anche la squadra di Corini sta sopportando in questo periodo, perché dicevamo del Lecco che ha ancora tante defezioni, ma il Brescia non è da meno in questa fase, perché anche per la gara con il Lecco avrà ben 7 assenti e si tratta di giocatori comunque molto importanti, tutti a loro modo. Uno degli ultimi a dover dare forfait è stato De Francesco, che ha accusato un affaticamento muscolare, non ci sono lesioni per lui, ma comunque non potrà essere parte di questa partita. Non ci saranno nemmeno mercati, Vido, Guglielmotti, Pasini, ci sono in dubbio Zennaro, Spagnoli, si è recuperato Silvestri, quindi insomma una fase non semplicissima anche per l'Union Brescia da questo punto di vista. Ma anche nelle settimane, nei mesi scorsi, anche altri giocatori hanno dovuto dare forfait, creando non pochi problemi a Corini, così come anche in precedenza al suo predecessore Diana, che come sapete poi è andato incontro all'esonero. Quindi appunto un'Union Brescia che non sarà al 100% delle proprie risorse per questa partita, ma che sicuramente darà battaglia, tra l'altro nel suo stadio, in un Rigamonti che lo diciamo adesso, ma sicuramente ne avete sentito parlare nei giorni scorsi seguendoci su LCN Sport, in un Rigamonti che vedrà solo la presenza dei tifosi di casa, perché per quanto riguarda il Lecco è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella città di Lecco e nella provincia. La Calcio Lecco, la società, ha tentato un ricorso, ma il TAR lo ha respinto. La notizia è arrivata all'antivigilia della partita, proprio praticamente in concomitanza con la conferenza di mister Valente poco dopo. Quindi da questo punto di vista al Lecco mancherà qualcosa, mancherà il supporto dei propri tifosi, che in casa e in trasferta sono sempre stati caldissimi, sempre anche numerosi. Quindi ci sarà solo la parte bresciana per questa partita, è sicuramente un peccato, ma così è stato deciso. Per quanto riguarda invece ulteriori aggiornamenti, ulteriori dettagli in merito alla situazione al momento dell'Union Brescia, lascio ora la parola al collega Fabrizio Zanolini, che appunto racconterà un po' di retroscena, anche di notizie da Brescia, e poi torniamo qui per le probabili formazioni. È un Brescia che nel big match con il Lecco di sabato cerca la quinta vittoria nelle ultime 6 partite casalinghe. Un Brescia che si avvicina a questo incontro importante per entrambe le squadre, sempre con quell'emergenza che ormai lo sta assistendo, diciamo così, da 4 mesi a questa parte. Una serie incredibile di infortuni e di assenze che dalla metà di ottobre ha privato prima ai Modiane ed ora mister Corini di almeno 8-9 giocatori della rosa. Saranno ancora 7 infatti gli assenti sabato al Rigamonti. Mancheranno Guglielmotti, Mercati, Pasini, Spagnoli, Vido, Zennaro, e come ultimo mancherà anche De Francesco, che si è infortunato nell'ultimo match con la Pro Patria in casa al flessore. Sembrava una cosa più pesante, ma la diagnosi ha decretato che non ci sono lesioni, ma sicuramente il centrocampista per un paio di settimane non sarà a disposizione di Eugenio Corini e quindi non ci sarà neppure nel big match con il Lecco. Tra l'altro infortuni incredibili, perché di questi 7-8 che ancora sono fuori, 5 riguardano le ginocchia e 4 sono andati sotto i ferri, perché Guglielmotti è stato operato per la rottura del legamento crociato, mentre Mercati, Pasini, Zennaro sono stati operati al menisco. Di Molfetta è rientrato in gruppo la settimana scorsa, dopo 2 mesi anche lui per problemi al ginocchio, non è stato operato e non è però ancora al top di condizione, tant'è che Corin nell'ultima partita non l'ha fatto entrare nemmeno per un minuto. Ci sarà uno degli ultimi arrivati comunque, Mallamo, che si era fatto male anche lui incredibilmente nel primo allenamento d'arrivo con i nuovi colori, con una distorsione alla caviglia. È stato fuori nelle ultime 2 settimane, ha esordito nel finale con la Pro Patria e quindi sarà comunque a disposizione di Corini.
Mercato di gennaio che comunque ha portato in dote all'allenatore bresciano giocatori comunque di livello come Marras, come l'attaccante Crespi, come Mallamo stesso, come la Mesta, come Moretti, insomma giocatori comunque di categorie, anche di categoria superiore, che stanno cercando di tamponare un po' queste grosse e lunghe assenze che vi ho detto poc'anzi. Difficilmente l'11 che affronterà Lecco si discosterà da quello che ha affrontato la Pro Patria, proprio perché non ci sono alle viste nuovi recuperi. Ci sarà ancora il ballottaggio tra Bocci e De Maria sulla sinistra della fascia sinistra dei 5 del centrocampo del Brescia, mentre a destra Marras è ancora il favorito su Cisco. Davanti la coppia Crespi-Cazzadori. Un saluto a tutti gli sportivi lecchesi, alla prossima. Se state cercando soluzioni per arredare il bagno, scegliere un nuovo climatizzatore, una caldaia, una pompa di calore o un impianto ad aria, affidatevi a Super Sama Store di Lecco. Nei nostri showroom potrete esplorare prodotti dei migliori brand e con il supporto di tecnici esperti e professionali trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Super Sama Store vi aspetta dal lunedì al sabato in via Achille Grandi 24 a Lecco. Oppure visitate il sito www.supersamastore.it per i vostri acquisti online. Come avete sentito anche dalle parole del collega Fabrizio, che ringrazio ancora, il Brescia non dovrebbe discostarsi troppo per quanto riguarda la probabile formazione e le scelte quindi che vedremo poi concretizzate in campo da quelle prese per l'ultimo match di campionato, quello contro la Pro Patria. Ora lo vediamo subito in grafica. Corini schiera la sua squadra con il 3-5-2, con Gori in porta, Silvestri che abbiamo detto appunto essere di nuovo a disposizione, con Sorens e Nerizzo in difesa, a centrocampo Marras, il già citato Balestrero con la Mesta Fogliata e Bocci che è in ballottaggio con Di Maria, in attacco Cazzadori e Crespi. Non vedete nell'11 titolare Mallamo, Alessandro, fratello di Andrea Mallamo, il blu celeste, che in questo momento è ai box per infortunio. Alessandro invece ha già superato dei problemi fisici che ha avuto di recente, ma potrebbe eventualmente essere a disposizione nella ripresa, quindi nessuna sfida tra fratelli allo stadio Rigamonti, almeno in questa occasione. Guardiamo invece il probabile 11 titolare del Lecco. Anche qui qualche ballottaggio comunque rimane, perché è vero ci sono assenze, ma Valente ha anche qualche pedina a disposizione su cui riflettere nelle ore che precederanno la partita. Comunque dovremmo rivedere Furlan in porta, in difesa Battistini, Marrone e magari potrebbe già tornare Romani. In alternativa è pronto Ferrini, che ha giocato una buona partita comunque contro l'Albino Leffe dopo il lungo stop. Chissà se appunto Romani tornerà subito titolare. Per quanto riguarda Marrone invece ci sono buone possibilità di vederlo subito al centro della difesa dopo il turno di squalifica. Vedremo se la difesa sarà davvero questa. Per quanto riguarda il centrocampo potrebbe essere riconfermata la linea composta da Pellegrino con Metlica, Zanellato e Critta. In attacco Furre, Duca e Konate, quindi riproponiamo sostanzialmente lo stesso 11, comunque molto simile a quello visto contro l'Albino Leffe. In ogni caso per quanto riguarda l'attacco c'è anche a disposizione Parker, lo sappiamo che è subentrato nel match di domenica scorsa. Sipoc invece è ancora ai box. Duca sta trovando comunque una buona continuità, ha fatto sicuramente un'ottima prestazione domenica scorsa, poco alla volta magari rivedremo anche Voltan, vedremo se ci sarà spazio per lui, magari qualche minuto nella ripresa. C'è a disposizione sicuramente anche Urso che scalpita, come ha raccontato Valente in conferenza, che sta trovando la migliore condizione, quindi come dicevo qualche opzione c'è per Valente per riflettere su quale potrebbe essere lo schieramento migliore per questa partita molto importante, che magari non sarà decisiva ma comunque potrà dire tanto della parte ormai finale di stagione dei blucelesti. Non mi resta quindi che darvi appuntamento al pomeriggio di domani, sabato 28 febbraio. La partita, ve lo ricordo, è alle 14:30, dicevo anche prima, un orario quindi abbastanza tradizionale, comodo. Vi racconteremo la partita, ovviamente noi ci saremo, sappiamo che appunto i tifosi non saranno presenti, ma noi sì, quindi ve la racconteremo a maggior ragione in diretta dallo stadio con i nostri collegamenti e con la cronaca qui di LCN Stadio, e poi torneremo a commentare tutto quello
quello che sarà successo in campo con LCN After Match, quindi con tutte le nostre analisi, rubriche esclusive, contenuti che insomma ormai conoscete benissimo. Quindi a maggior ragione, visto che non potrete tendenzialmente essere presenti allo Stadio Rigamonti di Brescia, vi invito a seguirci e a seguirci anche nelle prossime ore, quando arriverà la lista dei convocati e magari ci saranno anche ulteriori novità. Quindi per adesso vi ringrazio per l'attenzione e poi ci vediamo e ci sentiamo domani per Union Brescia-Lecco. Vuoi conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.